Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. I carabinieri di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca di circa 200.000 euro ai danni di Vincenzo Adelfio e un sequestro di beni per 250.000 euro a Vincenzo Toscano. I due sono ritenuti esponenti di spicco delle cosche mafiose palermitane di Villa Grazia e Portanuova. È stato arrestato a Ragusa un cittadino straniero accusato di violenza sessuale aggravata. L'uomo avrebbe stuprato una ragazza dopo averla aggredita alle spalle mentre faceva rientro a casa. Gli aiuti della Regione contro il caro mutui si rivolgono a tutti i residenti in Sicilia senza penalizzazioni legate a passaporti o nazionalità. Lo dice il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. L'apertura della piattaforma telematica IRFIS è avvenuta mercoledì e ci sarà tempo fino alle ore 17 del 29 febbraio per presentare l'istanza. Sono oltre 100.000 le famiglie con over 75 che sono impossibilitate ad acquistare farmaci in Sicilia. In questo senso assume grande importanza l'iniziativa di raccolta farmaci lanciata a Palermo, dove è possibile donare medicinali in favore del banco farmaceutico. Andrà in onda domani alle 12.25 il programma Rai Linea Verde Life condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, dedicato a Catania e al suo territorio. Un viaggio dal centro storico ad Acitrezza con ospiti del luogo. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.